cammino, poco crede lo sa già l'importuno. Buongiorno, oggi mangiamo cotoletta di manzo alla palermitana. È una cotoletta panata, da anteporre alla cotoletta milanese naturalmente. L'importanza della cotoletta alla palermitana è preparare una buona mollica dove andare a impanare la carne, una mollica molto aromatizzata con origano, pepe nero, olio extravergine oliva, del caciocavallo ragusano. Si va a amalgamare tutta la mollica con queste miscele. La bistecca si passa da un olio aromatizzato e si impana con la mollica che abbiamo preparato prima. Non viene fatta in frittura, ma viene fatta su una griglia. Si poggia su una griglia, si gira ambedue le parti, la cotoletta viene servita in un piatto, sempre con olio extravergine oliva e il piatto è pronto. Il piatto è pronto, buon appetito.